È giallo sulla morte di Antonio Floris, il detenuto sardo di 61 anni scomparso venerdì sera e ritrovato cadavere lunedì pomeriggio sotto una catasta di legna nell'oasi gestita dai padri Mercedari a Chiesa Nuova in via Righi. Pare che l'uomo sia stato colpito alle spalle con un bastone e che abbia tentato di difendersi fino alla sua morte. È stato poi trascinato sotto la legna a lato dell'edificio che ospita la comunità di recupero dei padri Mercedari. La mattina seguente sono state notate le macchie di sangue a terra nella rimessa sotto i ceppi di legno il suo corpo con la testa spaccata. Sulla morte di Floris sta indagando la squadra mobile di Padova. Al momento gli inquirenti si stanno concentrando sulla trentina di persone che frequentavano regolarmente il centro d'accoglienza. Stanno ascoltando quanto i detenuti che lavoravano insieme a Floris hanno da raccontare. La vittima avrebbe dovuto scontare ancora 2 anni e mezzo al Due Palazzi per 2 tentati omicidi e un'estorsione. Nel 93 sparò contro una coppia di agricoltori e a quell'epoca era ritenuto uno degli esponenti emergenti della criminalità sarda. A distanza di anni da quell'episodio sembra che Floris stesse cercando di lasciarsi quella brutta storia alle spalle. I familiari non riescono a darsi pace per quanto è accaduto. Rimane aperta la caccia all'assassino.